Stiamo verificando appunto anche dai monitor, quindi l'arrivo di questa ondata che dalla Lombardia arriverà verso il Veneto e appunto seguiremo passo passo la situazione attraverso l'attivazione, in questo caso della nostra sala operativa, senza adesso voler dire ma il cambiamento climatico penso che sia abbastanza evidente guardando il dato quotidiano di quello che sta succedendo, cioè questo succedersi di allerte dove noi abbiamo delle giornate con un calore intenso, con notti tropicali che fino a qualche anno fa non c'erano. Quest'anno, solo a giugno, ne abbiamo avute 11. Si alternano poi a situazioni dove si verificano precipitazioni violente, eventi estremi. Il fatto che vengano diramati anche informazioni, messaggi, indicazioni di allerta sta ad indicare che un'attenzione, una prudenza deve essere mantenuta da parte del cittadino. Arrivano molte segnalazioni, l'ha ricevuta anche lei da Google stesso, di allerta temporali estremi, un'allerta che non era mai stata successa prima da allora che arrivasse direttamente da Google ai cellulari privati. Sì, adesso stiamo appurando esattamente da dove arriva e con che modalità per cercare di capire un messaggio così che di fatto è un messaggio anonimo, perché per quanto arrivi da Google, voglio dire, non c'è la certezza di sapere chi è il soggetto che poi lo dirama e se è attendibile poi. Ci siamo rivolti anche al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per capire se avevano qualche informazione in più, però non ci hanno dato indicazioni, quindi appureremo anche in futuro adesso da dove è partito questo messaggio.